Carnevale alle porte, ma non si vede. A pochi giorni dall'avvio della festa che portava il pienone a Venezia, gli alberghi rimangono semivuoti. L'impetuoso e almeno fino a ieri apparentemente inarrestabile flusso turistico che ha segnato Venezia negli ultimi anni si è arrestato. All'onda lunga della discesa di prenotazioni, iniziata con l'eccezionale acqua alta del 12 novembre, si somma ora la psicosi coronavirus, con ulteriori importanti contrazioni di presenze che per il presidente degli albergatori di Venezia, Claudio Scarpa, rischiano di aggravare una crisi già in atto. Per un comune che ha oramai fatto del turismo non una voce ma la voce dell'economia cittadina, si potrebbe trattare di un colpo durissimo. L'Associazione degli albergatori ha invitato 50 giornalisti di varie nazioni, Turchia, Canada, Australia, Giappone, Francia, Russia, per far vedere che la città è in ordine, che tutto funziona, che l'acqua alta non c'è. Che la controffensiva alla crisi del turismo passi per una corretta informazione lo pensano anche in regione, a partire dall'acqua alta. Bisogna spiegare che così non è, che dopo 3 giorni la città era attiva come sempre, quindi sia per quel tema là che purtroppo ha ancora degli effetti, sia per il tema del coronavirus, e quindi insomma anche tranquillizzare non soltanto la nostra popolazione interna ma anche i turisti cinesi, anche perché non dobbiamo far passare questa situazione quasi di ostilità nei confronti di un mercato che è un mercato importante e che, quando questa questione verrà circoscritta e risolta, ne sono sicuro, è un partner per noi fondamentale. I mancati introiti dalla Cina al turismo nazionale sono stati stimati in circa 4 miliardi di euro, dei quali grosso modo uno in Veneto, dove peraltro Venezia gioca un ruolo importante. Nelle settimane del Carnevale il tasso di occupazione degli alberghi raggiunge di norma il 100%. La flessione è al momento del 30%, ma tra gli addetti ai lavori si ipotizza che la parabola continui. Nei primi 2 mesi da quel nefasto novembre, invece, il tasso di occupazione degli hotel aveva toccato un meno 50%.